Interviene ora Bruno Siciliano, ospite d'onore della cerimonia, con un intervento dal titolo I robot, sogno e bisogno della vita quotidiana. Il professor Bruno Siciliano è direttore di Icaros, Centro Interdipartimentale di Chirurgia Robotica, nonché coordinatore di Prisma Lab, laboratorio di progetti di robotica industriale e di servizio, meccanotronica e automazione, presso l'Università di Napoli Federico II. Fellow delle associazioni scientifiche IE, ASME e IFAC, ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti internazionali ed è stato presidente di IE Robotics and Automation Society dal 2008 al 2009. Dal 2012 è nel consiglio di amministrazione di European Robotics Association, ha tenuto più di 150 letture invitate e ha pubblicato più di 300 articoli e 7 libri. Il suo libro Robotics è tra i testi più adottati nelle università nel mondo, mentre al volume da lui curato, Springer Handbook of Robotics, è stato assegnato il maggior riconoscimento per l'editoria scientifica, 2008 Prose Award for Excellence in Physical Science e Mathematics. Il suo gruppo di ricerca ha avuto 20 progetti finanziati dall'Unione Europea per complessivi 10 milioni di euro negli ultimi 10 anni, fra i quali un Advanced Grant da parte del Consiglio Europeo della Ricerca. Prego, professor Siciliano. Grazie per la cortese introduzione e ringrazio l'amico Giovanni, il magnifico rettore dell'Università di Cassino del Lazio Meridionale, e porgo un saluto a tutti, agli studenti, al rappresentante del personale tecnico amministrativo, ai colleghi, agli amici e non da ultimo ovviamente alle autorità che sono intervenute a questa cerimonia di inaugurazione. Diciamo che la scelta del titolo di questa lezione si presta molto a una lettura sia in italiano, i robot, oppure qualcuno lo potrebbe anche leggere come ai robot, no? Pensando al fatto che la finzione cinematografica ha spesso ispirato quello che poi è stato avvenire lo sviluppo delle tecnologie e in qualche modo della robotica. In questi 20-25 minuti io proverò a raccontarvi quello che è sempre stato un sogno dell'umanità e che poi in realtà negli ultimi 5 decenni, 50-60 anni, la robotica è una, fatemi dire, scienza, e capirete anche perché, abbastanza giovane, è venuto, diciamo, un bisogno per migliorare le nostre condizioni di vita. È stato già detto dal mio ex allievo di dottorato, Gianluca Antonelli, professore qui a Cassino, come i robot siano assolutamente pervasivi nella nostra società. Li troviamo non solo in fabbrica, sono stati inviati su Marte, li troviamo negli oceani, in ospedali, e spesso in realtà li possiamo già trovare per quanto riguarda l'aspetto educativo. Nelle scuole si utilizzano dei kit con Arduino e si utilizzano i robot proprio per avvicinare i bambini alla tecnologia, e un domani li troveremo nelle nostre case. Quella che vedete in basso a destra è la copertina di Scientific American, in cui nel 2006 Bill Gates ebbe a scrivere che siamo all'alba dell'era della robotica e che i robot, diventando sempre più intelligenti, personali, pervasivi, finiscano per assumere lo stesso ruolo nella nostra società che hanno oggetti di cui ora noi non possiamo fare a meno. Parlo non solo dei PC, visto che ho visto l'immagine del personal computer con il floppy disk. Io l'ho conosciuto, nel senso che Gianluca ovviamente è più piccolo, però io ricordo i tempi. Io ho fatto il primo ciclo di dottorato e vedo Andrea Bernieri che ha condiviso il primo ciclo con me, e passavo il sabato e domenica in dipartimento a Via Claudio. I miei interessi erano concentrati in 50-100 metri perché facevo simulazione su mainframe, su VAX, e poi facevo 2 ore di pausa, attraversavo e ovviamente andavo allo stadio. Quindi insomma, i miei interessi erano tutti concentrati. Provo a fare questo gioco tra sogno e bisogno della vita quotidiana in questa rivisitazione di tipo dicotomico di quello che ha rappresentato la robotica in questi anni,
Come dicevo, l'uomo ha sempre avuto, addirittura si fa risalire alla mitologia greca, il sogno di replicare se stesso. La partenza della nascita dell'automa si fa risalire a uno studioso arabo del 1200, tale Al-Jazari, che con i limiti della tecnologia dell'epoca aveva costruito questo strano macchinario che voleva essere un automa. Ovviamente da italiano non potevo non menzionare, tra le diavolerie e le realizzazioni dell'ingegneria e artistiche, quel geniaccio di Leonardo da Vinci che ebbe a progettare un umanoide, quindi siamo nel 1500, che voleva essere un replicante, un doppio meccanico rispetto all'essere umano. Un milestone importante per lo sviluppo di quella che poi sarebbe stata l'uso della robotica per la medicina si fa risalire al 1550, in cui fu realizzata la prima mano artificiale da un medico francese, tale Ambrose, come protesi per un amputato. Un aspetto molto importante che addirittura risale a 2 secoli e mezzo fa è l'uso della tecnologia per divertire. Il termine inglese è l'edutainment, cioè il fatto di giocare insegnando oppure di insegnare giocando. E in questo contesto, nel 1750, i fratelli Droz svilupparono delle bamboline meccaniche, dei carillon, per intrattenere le creature, cioè i bambini. E lo stesso è avvenuto per le Kamakura Ninja Dolls. Questa è una foto che io ho fatto al Museo della Scienza a Tokyo, che nel 1800 volevano essere, diciamo, delle bamboline di intrattenimento. È stato detto nella lezione di Gianluca, il termine robot, detto proprio, diciamo, pronunciato robot e non come a volte si ascolta nei media, robot alla francese, deriva dallo slavo, che significa lavoro subordinato, lavoro esecutivo, nell'opera teatrale del drammaturgo Karel Čapek. E questa è una foto che io ho fatto alla Expo Mondiale del 2005 ad Aichi, in cui c'è stata la parata dei robot umanoidi realizzati dai giapponesi. E ci sono delle motivazioni profonde che riguardano il contesto sociale e anche lo shintoismo, che è la religione prevalente in Giappone, per cui in realtà si pensa al robot che debba avere un aspetto assolutamente simile a quello dell'essere umano o eventualmente zoomorfo. Quindi non ci si deve sorprendere se poi su Wikipedia l'85-90% delle immagini che voi trovate sono relative a robot giapponesi, perché chiaramente solletica l'immaginario collettivo. Questo era il sogno. Il bisogno di realizzare macchine utili. Io sono nato nel 59. Il 59 è l'anno in cui è stato venduto il primo robot industriale negli Stati Uniti da una società Unimation su progetto di un ingegnere George DeVol, e nel ventennio dal 60 all'80 la robotica industriale si è sviluppata fondamentalmente per applicazioni manifatturiere. Nel ventennio successivo, idealmente, i robot sono usciti dalle nostre fabbriche e sono stati impiegati in una serie di contesti outdoors, potremmo dire, esterni, per l'esplorazione. Questa è una foto presa dalla challenge organizzata da DARPA. DARPA è l'agenzia di finanziamento della ricerca del DoD, Department of Defense, negli Stati Uniti, e questa è stata la prima competizione in un deserto dell'Arizona in cui un veicolo ha percorso i 160 miglia del tracciato in maniera completamente autonoma, cioè non teleguidata, sfruttando i sensori a bordo e chiaramente l'intelligenza di un computer. Ed è chiaro che l'apice della robotica per l'esplorazione la si può riconoscere nelle applicazioni spaziali. Nel ventennio successivo si è passato dalla robotica per l'esplorazione alla robotica di servizio. Quello è un oggetto che potete trovare su internet. Mia moglie l'ha acquistato e l'ha spedito a mio figlio a Milano, che fa un master alla Bocconi, e questo è il vacuum cleaner, cioè il robot aspirapolvere. Che questo sia un robot o meno, si potrebbe discutere. Io ero molto tentato, però trattandosi di una lectio magistralis non ho avuto il coraggio di farlo, però una volta ho fatto una conferenza divulgativa a un ciclo di letture della Federico II che si chiama Come alla corte di Federico, nel 2008-2009, e ebbi una domanda da una signora sul fatto se una lavastoviglie fosse un robot o meno, perché comunque c'è comunque un sistema intelligente, automatico, e io ebbi la prontezza di prendere dal computer un filmato cult di Marina Confalone,
che parla con la lavastoviglie, i miei coetanei se lo ricordano, ero tentato di metterlo, però visto diciamo, la solennità della cerimonia, non ho avuto il coraggio, ci ho pensato stamattina diciamo, nel traffico in macchina se metterlo o meno, in cui però tutti quanti voi lo ricorderete, in cui parla con la macchina e si arrabbia, per dire diciamo, un eufemismo, sul fatto che la lavastoviglie ovviamente gli ha allagato la cucina. Sicuramente l'apice delle applicazioni della robotica di servizio lo si vede in campo medico e basta parlare di chirurgia robotica come lo sviluppo naturale della chirurgia laparoscopica alla chirurgia minimamente invasiva e quindi alla chirurgia robotica, anche se chiaramente la chirurgia è solo una delle applicazioni in campo utile sociale per quanto riguarda la robotica. Per cui il dilemma diciamo, con il quale la comunità scientifica si sta confrontando in questo ventennio è se la robotica personale debba o meno coincidere con la robotica umanoide. Pertanto in questo grafico voi vedete riepilogato quello che è avvenuto come passaggio ideale dalle fabbriche alle nostre case, ovvero le applicazioni industriali, e quelle sono i 4 settori in cui i robot sono più utilizzati. C'è l'impianto FCA qua a Cassino. Io ricordo sempre che avevo visto Stefano Chiaverini, se lo ricorda, quando con il nostro maestro, il nostro mentore Lorenzo Sciavicco visitammo l'impianto dell'ex Alfa Sud a Pomigliano. Era un impianto rumoroso, sporco. Io sono stato in una delegazione del rettore 3 anni fa all'impianto FCA a Pomigliano d'Arco. Sembrava di andare in una casa farmaceutica, per non dire quasi un'industria alimentare, con i tecnici in camice bianco, un ambiente di lavoro decisamente più vivibile. Come applicazioni industriali si è passato poi alle applicazioni nel campo dell'esplorazione, quindi in campo aeronautico, aerospaziale, sottomarina, salvataggio. Per esempio una nostra collega americana sulle macerie di Ground Zero del 2001 ha utilizzato dei robot di tipo snake-like, quindi articolati come se fossero serpenti a sonaglio, alla ricerca di sopravvissuti o quantomeno di resti umani, per poi passare alle applicazioni di servizio in campo domestico, nel campo del cosiddetto edutainment, per la riabilitazione e per la medicina. Che cosa contraddistingue questa marcia ideale dei robot dalle fabbriche alle nostre case? Il crescente livello di autonomia. E l'autonomia ovviamente pone dei problemi riguardo l'accettabilità, la sicurezza e l'efficienza di queste macchine. Chiaramente, trattandosi di una tecnologia che ha già invaso il mercato, è opportuno guardare quali possono essere le prospettive. Bene, in questo grafico io ho cercato di epilogare quello che è avvenuto negli ultimi 50-60 anni, in cui si è passato dalla rivoluzione analogica. Io ricordo il primo televisore a colori con cui vedemmo i primi mondiali di calcio, che nel 78 se non ricordo male, e poi man mano si è passato dall'onda analogica all'onda digitale, alla prima onda digitale, quella dei PC, per poi passare all'elettronica di consumo, e a valle di questa è appena nata un'onda robotica. Per cui questo studio, commissionato nel 2005 alla società di robotica giapponese, si sta rivelando veritiero ed è in linea anche con gli studi più recenti fatti da agenzie tipo aziende tipo la McKinsey, sul fatto che di qui a questo punto a 10 anni, anche meno, i 2/3 del mercato mondiale dei robot non sarà per le applicazioni in blu, quelle del settore manifatturiero, ma sarà per le applicazioni personali e di servizio. E quindi poi non bisogna sorprendersi sul fatto che, per esempio, grosse aziende, quindi ne cito una per tutte, ma non è l'unica ovviamente, tipo Google, quindi in Silicon Valley, stia facendo acquisizione non solo di società, ma questo molto spesso non viene detto di media, ma acquisizione di know-how, di cervelli, che in qualche modo con l'obiettivo, col sogno di arrivare, così come negli anni 70 si è arrivato al personal computer, arrivare al personal robot. Si fa tanto parlare, mercoledì prossimo, dopodomani, abbiamo un workshop a Caserta con la Confindustria Campania, si fa tanto parlare di digitalizzazione, della quarta rivoluzione industriale, di Industria 4.0. Questa è un'immagine presa da uno studio della McKinsey, in cui l'attenzione è concentrata sui cosiddetti cyber physical system, i cosiddetti sistemi cyber physical, e questo mi dà anche l'occasione di riprendere quello che è stato già lo spunto fornito dalla lezione del professore Antonelli sul fatto del ruolo tra l'intelligenza artificiale e la robotica e su un aspetto che riguarda la cosiddetta disoccupazione tecnologica. Cioè,
allo scorso, non all'ultimo, ma al precedente forum economico mondiale a Davos, fu fatta un'affermazione forte sul fatto che i robot sono visti come job killers, cioè come praticamente che a causa dei robot ci sarà la disoccupazione. In realtà, almeno chiaramente questa è la mia visione robotica, se noi pensiamo al ruolo che l'intelligenza artificiale e la robotica stanno diciamo, giocando nello sviluppo in questa corsa tecnologica, ci accorgiamo che ci sono alcuni lavori diciamo, fondamentalmente di concetto di intelligenza in cui effettivamente il Deep Blue può giocare a scacchi, anche se con 20 tecnici, come diceva giustamente Gianluca, e vincere una partita, e andare a sostituire il lavoro umano. Ma qua si tratta innanzitutto di sostituire il lavoro umano in ambienti pericolosi o in ambienti diciamo, noiosi o comunque diciamo, di migliorare le condizioni di lavoro, ma in realtà siamo in un contesto in cui il lavoro fisico non può essere sostituito, ma può essere coadiuvato dall'utilizzo di un robot. Si è fatto un gran parlare, è nata quasi una disputa sull'intelligenza artificiale recentemente in uno scambio di battute tra il fondatore di Facebook e il guru diciamo, di Tesla e Elon Musk, da Zuckerberg e Elon Musk. Si è fatto gran parlare del ruolo dell'intelligenza artificiale e del ruolo del cervello. La mia posizione, anche diciamo, non solo forse scienziato è una parola grossa, ma quantomeno come diciamo, down earth, come ingegnere, è che un conto è il mondo digitale e altro è il mondo fisico. Quindi non è solo un problema di intelligenza. Se pensiamo come un bambino impara a manipolare un oggetto, l'intelligenza è anche embodied, cioè non è solo un fatto neuronale, ma c'è un'intelligenza, c'è un apprendimento che riguarda anche la realtà fisica. Ed è quello che contraddistingue, a mio avviso, il confine tra la robotica e l'intelligenza artificiale. Per cui, visto che ci stiamo diciamo, progressivamente muovendo verso un mondo abitato dagli esseri umani, ancora una volta è stata la finzione cinematografica a ispirare. Questo è il cult, no? Nelle Modern Times, tempi moderni, Charlie Chaplin, che va a raffigurare il rapporto uomo-macchina. E il povero Charlot è alienato che durante la sua pausa pranzo debba essere anche alimentato da una macchina, perché questo è pensato essere un qualche cosa di più efficiente. Questa è la mia prima lezione del corso di controllo dei robot che tengo, per mostrare come il sogno di puntare a una macchina completamente autonoma, nel momento in cui c'è un'interazione tra l'uomo e la macchina, possa essere estremamente pericoloso, ed in quel caso è chiaro che nella finzione cinematografica è Charlot a dover diciamo, adattarsi alle sequenze spazio-temporali e ai movimenti della macchina, e quindi chiaramente questo è il destino per il povero Charlot. In realtà il robot industriale sta già cambiando. Come dicevo prima, l'impianto Fiat, diciamo, la stessa cosa sia di quello di Cassino che quello di Pomigliano, in realtà tipicamente i robot vengono utilizzati in aree segmentate per una questione di sicurezza, nel senso che lo spazio di lavoro dei robot non poteva essere coabitato dagli esseri umani. Questo è un video prodotto da uno dei tanti di progetti europei che ha finanziato la robotica, e questo voglio semplicemente fare una parentesi da italiano, cioè nell'ambito del 7° programma quadro dei finanziamenti dell'Unione Europea, il Paese Italia ha contribuito allo share con il 13%. Dei finanziamenti al settore della robotica, il 16,5% di questi finanziamenti è tornato in Italia. Come i miei colleghi, i miei amici robotici sanno, grazie a Dio noi siamo cittadini di Bruxelles prima di essere cittadini italiani, perché se dovessimo attendere poi i finanziamenti ministeriali che poi molte volte sono dati in maniera diretta e non in maniera competitiva ad istituzioni che hanno il bollino diciamo, dell'eccellenza, chiaramente i colleghi capiscono chiaramente a quali istituzioni mi sto riferendo, e non è un problema politico di destra o di sinistra, perché questo è accaduto dalla fondazione dell'istituto al quale sto alludendo. Dicevo, in qualche modo come cittadini europei i robotici italiani sono molto molto apprezzati. Questo è uno dei tanti progetti europei che mostra come il robot può essere utilizzato come se fosse quasi un utensile, cioè come con un concetto di plug and play. Nessuno dei nostri figli legge mai un manuale di istruzioni per utilizzare in maniera intuitiva un cellulare, un tablet. Tutti quanti noi ci mettiamo alla guida di un autoveicolo dando
piena confidenza della macchina e senza pensare al rischio, diciamo, di possibili incidenti e quant'altro. Bene, in questa finzione, in questi due attori inglesi che hanno girato la cosa, si vede come un'applicazione può essere sviluppata in maniera, diciamo, passatemi il neologismo, customizzata, cioè in maniera, diciamo, intuitiva, anche da un non esperto programmatore, perché si può insegnare al robot in maniera semplice il compito da eseguire. Non so perché si è bloccato. Ah no, ok, perfetto. No, allora forse... Ah no, io ho spinto il così. Quindi è stato citato, mi ha fatto piacere stamattina nell'intervento del rappresentante degli studenti, l'autore italiano più tradotto in inglese, che è lo scrittore Italo Calvino, e a me questa citazione mi colpì all'epoca, leggendo uno dei suoi libri, sul fatto che dell'ispirazione biologica, cioè che la scienza mi interessa proprio nel mio sforzo per uscire da una conoscenza antropomorfa, ma allo stesso tempo sono convinto che la nostra immaginazione non possa essere che antropomorfa, perché in realtà quello che è avvenuto negli ultimi 20 anni è una sorta di matrimonio, fatemi dire, tra il settore diciamo at large, cioè il settore della biologia, non me ne vogliono i biologi, i medici e i tecnologi e quant'altro, cioè nel senso comprendendo nel mondo esteso della biologia gli studi sulla biomeccanica, sulle neuroscienze e sulla psicologia, in realtà noi robotici stiamo studiando la stessa cosa, perché studiamo la meccanica dei bracci manipolatori, ne studiamo il controllo e utilizziamo al meglio quello che è la percezione sensoriale. Per cui da un lato noi stiamo prendendo tanto dal mondo della biologia perché abbiamo maggiore conoscenza degli esseri viventi, dall'altro noi robotici costituiamo una palestra eccellente per la validazione di ipotesi e modelli a coloro i quali si occupano di biomeccanica, neuroscienze e psicologia. E da questo connubio è stato lo sviluppo di tutto ciò che sono stati i robot umanoidi, i robot zoomorfi, pervasivi nella società giapponese, ma anche quello delle protesi, dei cyborg e anche per certi aspetti quello che è il settore micro-nano. Quindi ci stiamo muovendo verso un ambiente intelligente in cui c'è un'integrazione sempre più spinta di robotica, telematica e domotica, per cui alla fine noi non faremo caso tra in questo circuito ideale di un ambiente completamente informatizzato che cosa sia un personal computer, cosa sia uno smartphone, perché saremo in grado di comandare anche un robot con uno smartphone e quant'altro. Un'ultima considerazione che voglio fare prima di lasciarvi con qualche filmato conclusivo è sul ruolo che ha questa tecnologia, proprio per l'importanza del fatto che oltre a un mondo digitale c'è un mondo fisico e in particolare sul ruolo svolto dalla roboetica. Ancora una volta siamo stati noi italiani a sensibilizzare la comunità scientifica che nel settore della robotica con un workshop che si tenne nel 2006 a Villa Nobile a Sanremo, organizzato da un nostro collega e amico, validissimo ricercatore del CNR, Gianmarco Verugio, sul ruolo della roboetica, che ovviamente non è l'etica dei robot, perché i robot in quanto macchine non hanno un'etica, ma che guarda al problema della convivenza difficile tra robot e esseri umani. Cioè, chiaramente è l'etica umana dei progettisti, dei costruttori e degli utilizzatori dei robot. E il fatto che poi la robotica abbia, soprattutto negli ultimi 20 anni, in questo connubio ideale tra robot e l'essere umano, sia diventato una scienza al di là dei confini dell'ingegneria e della tecnologia, è dato prova da un simposio che si è fatto qualche anno fa, organizzata nella prestigiosa Sala Galileiana dell'Accademia dei Lincei a Roma, in cui oltre a alcuni esperti robotici c'erano anche esperti di psicologia, di scienze cognitive, di scienze sociali, di etologia, c'era addirittura un vaticanista proprio relativamente al ruolo della robotica nella società. Per cui siamo in un contesto scientifico di nuovi saperi. Noi che in qualche modo abbiamo vissuto questa crescita della robotica in questi 50-60 anni, ormai quello che c'era da dire a livello di metodologie e di tecnologie abilitanti per la robotica è stato detto e ogni progresso ulteriore nel settore non sarà al nostro interno, ma sarà ai confini, ai crocevia con altre discipline. Qua ce ne sono menzionate 7, perché 7 è il mio numero preferito: biomeccanica, neuroscienze, realtà virtuale, animazione, chirurgia, reti di sensori, sistemi cognitivi. E ogni progresso
ulteriore sarà proprio all'incrocio in questa contaminazione di saperi che in realtà sta già avvenendo, perché se guardiamo i progetti di ricerca europei, sempre più spesso i nostri partner non sono gruppi di ricerca nel settore di ingegneria, ma sono in altre discipline. Se posso avere l'audio sul prossimo filmato. Chi mi conosce sa che ho 3 figli, 21, 18 e 16, però ho una quarta creatura e mia moglie lo sa bene. Nel senso che la mia quarta creatura, è stato menzionato nella cortese introduzione, è lo dico in inglese, Spring Handbook of Robotics, al quale ho dedicato 12 anni della mia vita, dal 2002 al 2008 per la prima edizione e dal 2010 al 2016 per la seconda edizione. Ed è stato forse la cosa professionale più grande che io abbia mai fatto, anche al di là dello stesso textbook delle università americane, dei progetti di ricerca. Perché? Perché è stato, coordinare con un collega molto noto nella comunità, forse uno delle menti più brillanti che abbiamo nella robotica e non solo, che è Oussama Khatib di Stanford University. In quella stessa università dove io nei secondi anni '80 fui tentato di emigrare, ma grazie a una persona che pure ha giocato un ruolo rilevante nella mia formazione e non solo nella mia formazione, parlo del miglior giocatore di calcio di tutti i tempi, Diego Maradona, che era a Napoli in quegli anni. Io ho rinunciato a una cattedra a Stanford per tornare, quindi grazie a Maradona sono qua oggi a tenere, sarei potuto anche venire da Stanford, grazie ai legami di amicizia. Oussama Khatib è colui che, fatemi utilizzare un termine napoletano, è fratem in tutti i sensi, nel senso che è un brother, visto se vogliamo utilizzare il linguaggio di Gio Belushi del rettore di stamattina. E vi racconto quella che è stata una storia vissuta con tanti amici, tanti colleghi, tra cui mi fa piacere menzionare proprio Stefano Chiaverini e Gianluca Antonelli, che vanno a far parte di una folta rappresentanza dei 200 e più autori che hanno dato vita con me e con Oussama a quest'opera. Abbiamo l'audio, vero? Perfetto. Questo è stato il primo libro che è uscito con questa nuova tecnologia, cioè praticamente ci sono i video incorporati nel libro
per cui c'è un sistema di riconoscimento ottico delle icone del video, che questo è ben oltre quello che è il codice QR, no? Con cui si va poi al portale, e quindi c'è la possibilità di guardare i video direttamente nell'opera. Avevo dimenticato di citare, anche perché uno è in sala, un altro mio ex allievo in rappresentanza del rettore dell'Università della Basilicata, Fabrizio Caccavale, e Luigi Villani, che assieme a Stefano e a Gianluca sono tra gli autori napoletani che hanno fatto parte dell'handbook. Qua l'audio lo possiamo eliminare. Chiudo chiudendo sul portale dell'handbook. Ci sono più di 700 video, io ne ho scelti ovviamente, c'è anche un video riepilogativo di 10 minuti che allude a una serie di applicazioni del robot. Io ho fatto una scelta di alcuni di questi video per cercare di riepilogare con voi quello di cui ho parlato stamattina, cioè il passaggio dal robot industriale al robot personale. Chiaramente nel momento in cui penso alla prima applicazione in alto a sinistra in campo, lo so che tutti quanti stanno vedendo ovviamente il cagnolino e il gattino che utilizzano romba in maniera intuitiva, cioè direbbe il gattino movechie in napoletano per pulire il pavimento. Dicevo, un'operazione come quella di impacchettamento dei wurstel in campo alimentare chiaramente è una chiara operazione in cui non c'è persona umana che possa competere con la velocità di un robot parallelo. Così come il fatto di utilizzare una piattaforma semovente con un robot con un braccio in maniera intuitiva, come se fosse proprio un compagno, è un qualche cosa che è avvenuto grazie non solo allo sviluppo della tecnologia ma anche della intelligenza, cioè della possibilità di controllare. E ricordo sempre la mia povera mamma, che era in prima fila all'evento che si tenne nel 2009 a Città della Scienza, in cui ci fu lo show di Asimo, il robot umanoide dell'Honda, e lei ebbe a dire che dentro lo scafandro di Asimo, che mi aveva portato un bicchiere d'acqua che avevo simulato durante una conferenza insieme al professore Khatib, in realtà c'era un bambino che era dentro Asimo. Lei ebbe a pensare quello. Un punto importante, mi preme sottolineare, è il ruolo del robot per la salute. Al pari del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell'Informazione, Maurizio Scarano dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale, il nostro Dipartimento di Ingegneria Elettrica e Tecnologia dell'Informazione è tra i 180 dipartimenti di eccellenza del sistema universitario italiano. E il progetto scientifico che ho curato personalmente, che è un progetto di ICT for Health, è proprio dedicato all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la salute. E la robotica è una, ovviamente, delle tecnologie abilitanti. Nel primo filmato in alto a sinistra si vede un'applicazione di robotica chirurgica. In Federico II noi abbiamo un centro interdipartimentale di chirurgia robotica, che dirigo io, che è nato alla confluenza tra due dipartimenti del Collegio di Medicina, il Dipartimento di Neuroscienze e il Dipartimento di Sanità Pubblica, e il nostro Dieti. Ora si sono aggiunti altri 3 dipartimenti al centro di chirurgia robotica. Un altro ruolo importante è quello della robotica riabilitativa. Nel filmato in alto a destra vedete l'utilizzo di un esoscheletro, cioè un robot indossabile che consente a una persona colpita da ictus di alzarsi dalla sedia a rotelle e di avere un'attività sensomotoria pari a quella di una persona, sana. Così come nel filmato a seguire probabilmente avrete scorso come un infermiere in un ospedale può tranquillamente prendere in braccio un paziente senza sentire il peso, perché il robot, essendo coordinato con le terminazioni nervose, dando un supporto sensomotorio, la persona è in grado di utilizzare, di non sentire il peso del paziente. È chiaro che, tornando al discorso della roboetica, bisogna sempre fare considerazioni di tipo etico, nel senso che questa tecnologia buona, che è stata utilizzata in Giappone, così come viene utilizzata in tanti progetti europei di ricerca in Europa, non è altrettanto negli Stati Uniti. Io ho citato DARPA prima, perché il grosso della robotica per finanziamenti degli Stati Uniti è per applicazioni militari o per applicazioni di difesa. Lo stesso robot indossabile è lo zaino con la strumentazione costosa che viene indossato dai soldati, dai marini americani nelle operazioni di difesa, per non dire altro. E senz'altro d'effetto il filmato che vedete in basso a sinistra, relativo a una delle mani protesiche grazie alle quali una persona può fare delle operazioni in cui il livello di destrezza era impensabile fino a qualche anno fa, e ancora una protesi
che consente per esempio a una persona amputata di avere un'attività sensomotoria normale. L'ultima pillola di video che condivido con voi questa mattina riguardo alla robotica sono l'utilizzo dei robot in scenari estremi. Nel filmato in alto a sinistra vedete, io ero in macchina mentre abbiamo girato questo filmato per le strade di Parma con un collega, Alberto Broggi, che è professore di informatica a Parma, che ha sviluppato un sistema di guida autonoma ed eravamo per le strade di Parma e mi ricordo che quando uscimmo dal campus c'erano un gruppo di casette e dei vecchietti ci fecero passare e praticamente non c'era nessuno alla guida ed erano ovviamente costernati da questa cosa. È chiaro che se penso al traffico romano o al traffico napoletano è impensabile che questo possa accadere, però sicuramente ci possono essere dei contesti in cui la guida autonoma, forse semi-autonoma, può essere di interesse. Il tema della robotica sottomarina è uno dei temi più attivi a livello europeo, grazie ai ricercatori dell'Istituto sulle tecnologie marine e di cui l'Università di Cassino fa parte e ho citato un robot molto bello sviluppato da Fratem, da Oussama Khatib, che è un robot archeologo marino, che è un umanoide, il primo robot umanoide marino che è stato utilizzato per il recupero di un antico vaso di un vascello della Catalogna sulla baia, sul fondale della baia di Tolone, ed è chiaro che a quelle profondità non c'è ovviamente una persona in grado di, sicuramente si può scendere con un battiscafo oppure con una strumentazione, però non si può avere la possibilità di manipolazione. Loro hanno recuperato questo vaso con delle interfacce aptiche. Il filmato che vedete in basso a sinistra è uno dei tanti progetti europei che ci hanno visto cooperare con i ricercatori dell'Università di Cassino, nonché anche dell'Università di Basilicata. Questo è il progetto ARCAS, di cui avete visto un breve spezzone anche nel filmato conclusivo di Gianluca, cioè l'idea di avere non solo un occhio volante, un drone, come viene utilizzato da alcuni scellerati operatori cinematografici in occasione di matrimoni e cerimonie, no? Sono comunque oggetti un po' pericolosi, e la possibilità anche di avere una mano volante, cioè di fare una manipolazione aerea. E poi l'ultimo filmato in basso a destra angoscia un pochettino perché è una delle società che faceva parte del gruppo Google, che poi è uscita, che è Boston Dynamics, e questi sono tutti i robot bipedi e quadrupedi che hanno sviluppato ed effettivamente fanno delle cose che diciamo già probabilmente anche per un atleta non sarebbe semplice fare. Quindi il messaggio con il quale vorrei lasciarvi oggi è quello che in questa centinaia, in queste migliaia di applicazioni per i robot, in realtà siamo in un contesto in cui i robot sono già con noi, dentro di noi e tra di noi. Io vi ringrazio per l'attenzione e estendo il mio ringraziamento da parte di tutti i ricercatori. Ovviamente capite bene che certi risultati non si ottengono grazie alle capacità oppure alla passione di un singolo, ma ovviamente è sempre, l'ha detto in maniera brillante il Rettore nella sua introduzione, è sempre un lavoro di gruppo, e il gruppo Prisma napoletano esteso, che contempla insieme al gruppo storico, la Federico II, altri 4 atenei che sono 2 in regione, che sono l'Università della Campania Luigi Vanvitelli, l'Università di Salerno, e 2 fuori regione che però storicamente sono affiliati alla robotica napoletana, ovviamente l'Università di Cassino e l'Università della Basilicata. Con questo gruppo abbiamo raggiunto diversi ringraziamenti e il mio messaggio finale è un messaggio che i miei colleghi, i miei amici conoscono bene. Voglio sicuramente cavalcare l'onda positiva dell'introduzione del Rettore e anche gli auspici che sono stati porti dal rappresentante degli studenti, dal rappresentante del personale tecnico amministrativo. Io una sera ero a un convegno sull'isola d'Ischia a Sant'Angelo che ho organizzato con dei colleghi e al terzo o quarto bicchiere di vino mi venne spontanea una frase che in realtà poi, questa immagine non è mia, è stata l'immagine scelta dall'ultima edizione del TEDx Napoli, in cui io avevo fatto un talk per il TEDx nel 2016 parlando di robotica e di Napoli, e avevo concluso il mio talk con questo messaggio positivo. I matematici lo conosco bene, cioè di porsi sempre in una direzione positiva, cioè un gradiente positivo e un gradiente negativo. Per me il gradiente è quello sicuramente positivo, proprio come approccio di vita, ed è quello che io sempre condivido con i miei allievi e i miei amici. Vi ringrazio di cuore.
Allora io prima di salutare tutti e ringraziare tutti per la presenza, per la pazienza, per essere stati anche oggi qui con noi, io volevo lasciare al professore Bruno Siciliano e al professor Giuseppe Antonelli un ricordo. Gianluca, ho sbagliato a nome. Allora qua sono anche bravo perché ecco, qui dietro c'è anche scritto il tuo nome, la data di oggi, così il sigillo dell'Università di Cassino, anche a Gianluca. E allora, come detto in chiusura, appuntamento l'anno prossimo per festeggiare insieme i nostri 40 anni. Signore e signori, la cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2017-2018 dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale è giunta al termine. L'Ateneo ringrazia tutti i partecipanti. Caro, grazie. Bruno. Ti mangi un boccone al ristorante? A buffet. Secondo me impieghi di meno che fermarti a un bar. Vedi?